avvicinamento a quella che sarà alle 13:45 la prima partenza, quindi il primo atleta pronto al via di questa 21esima tappa, ed ecco il posto di tappe. In ciascuna giornata al Giro d'Italia parliamo di Autostrade per l'Italia e di polizia stradale. Noi li chiamiamo un po' i nostri angeli custodi, perché sappiamo che ci sono, non li vediamo, ma nel momento del bisogno effettivamente sono presenti, sono sempre al nostro fianco. Per questo motivo Autostrade per l'Italia, il Giro d'Italia, anche quest'oggi va a premiare l'impegno per la sicurezza stradale, consegnando un riconoscimento alla Polizia Stradale con cui lavora in stretta collaborazione per assicurare il rispetto del codice della strada, e quelli che sono i propri operatori che grazie al proprio impegno vanno di volta in volta a contribuire alla sicurezza della viabilità. Per procedere alla prima premiazione, quindi alla prima consegna, chiamo il responsabile di esercizio del secondo tronco di Milano Gianmarco Angeletti, l'agente scelto Jairo Montebello e l'agente Danilo Marziali. Le targhe sono quindi state consegnate per mano del responsabile di esercizio del secondo tronco di Milano Gianmarco Angeletti all'agente scelto Jairo Montebello e all'agente Danilo Marziani in servizio presso il compartimento Polizia Stradale di Milano per aver soccorso una donna colta da un malore che con la figlia piccola era ferma in corsia di accelerazione. Direi che amici di Senego farei un bel applauso a questi eroi della sicurezza che sono sempre al nostro fianco. Complimenti e grazie ovviamente per questa buona riuscita. Vi lascio qualche istante per uno scatto fotografico, dopodiché vi concederò e procederemo a quella che sarà la seconda